Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento relativamente al Covid-19, un nostro caro amico, un concittadino agrigentino che abbiamo appreso si trova in un centro Covid ad Aosta. Insomma, non è semplice in questi giorni, non è di tutti i giorni una notizia del genere. È il dottor Leopoldo Ragusa, di origine agrigentina, e fino a pochi mesi fa, tra l'altro, operava qui all'ospedale di Agrigento, poi ha scelto altre destinazioni. Dottore Ragusa, buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito. Innanzitutto ti ringrazio, direttore, di questo titolo accademico che non mi aspettavo da te, naturalmente, perché tutti quelli che ci vedranno mi conoscono come Leopoldo, quindi, però in effetti ho questo titolo che mi hanno elargito alcuni anni fa. Grazie a voi dell'invito. Allora, come mai questa decisione che ha colpito, personalmente mi ha colpito la mia famiglia, insomma, ha colpito tanti amici che hanno saputo di questo tuo impegno in un ospedale Covid ad Aosta, ecco. Ma guarda, direttore caro, io ti dico una cosa che è la cosa che dicono tutti i chirurghi in questo momento. La chirurgia si è bloccata, si è fermata, è stata paralizzata nella sua attività programmata, quindi gli interventi programmati sono stati completamente cancellati. Si assicurano le urgenze, chi verrà con un caso di urgenza chirurgica, nel mio caso addominale, di chirurgia generale, sarà ovviamente curato, ma per il resto la chirurgia è ferma. Io mi sentivo un po' disoccupato e quando io sono fermo comincio ad avere una sindrome ansioso-depressiva perché grazie al cielo non fumo, non bevo, ma il mio lavoro è sempre stato elemento prioritario nella mia vita, nulla togliendo alla famiglia, nulla togliendo agli amici e a tutti gli altri affetti. Quindi mi sono permesso di entrare nel sito della Protezione Civile quando i telegiornali nazionali hanno dato questo annuncio, che cercavano dei medici specialisti e non. Sono entrato, ho fatto una breve carrellata di quelle che erano le mansioni, di quelle che erano le esigenze. Mi sono quasi candidato al 100%, oserei dire all'85%, perché quando mi hanno detto che disponibilità avevo, essendo io attualmente in un ospedale del nord dell'Italia, non sapevo se potevo andare via subito. E quindi non ho dato una candidatura sicura al 100%, ma ho notato che il fatto stesso di essere entrato e di avere scritto il nome, il cognome e la specialità mi aveva già incluso in una lista e l'indomani mi hanno chiamato. Però dico, non c'è una sorta di preoccupazione, insomma, andare proprio sul campo. In fondo lei era, credo, a Vipiteno, se non Sì, ricordo sì. male, Io no? attualmente sono in Sud Tirolo, come dicono i tirolesi, o in Alto Adige, se vogliamo. Chi fa il medico, io dico sempre, è come chi fa l'agente di polizia, il carabiniere, il magistrato. Se un magistrato si è occupato di sfratti o di pratiche assicurative, non so, di cose più amministrative, di procedura civile, e poi magari fa un salto e lo mandano in una procura, in un tribunale un po' più bollente, e gli fanno fare il magistrato della mafia perché magari vuole essere anche ambizioso nella carriera. Non si può permettere di dire, ah, mi preoccupo, meglio trattare lo sfratto della signora o le diatribe tra vicini. Chi fa il medico è sempre a rischio, poi chi fa il chirurgo è sempre a rischio. Io mi sono punto tante volte con un ago e posso prendere un'epatite come ai tempi potevo prendere una AIDS, una positività all'HIV. Questo naturalmente è un rischio maggiore, senza dubbio. Ma facendo il medico, sai, direttore, se tu lo fai con un certo spirito, come mi hanno detto alcuni amici social, io da bambino volevo fare il medico e da bambino cercavo gente che stava male, quasi cinicamente, proprio per capire come si poteva curare, cosa si poteva fare. E ti dico, chi fa il medico non può sottrarsi a queste cose, anche perché qualcuno ci potrebbe imporre. Negli ospedali dove tutti lavoriamo, improvvisamente si è verificata una trasformazione radicale. Sono diventati ospedali, tra virgolette, Covid, chi più, chi meno. Quindi sei sempre lì. Naturalmente è vero che dove ero prima c'era un rischio
del 15%, adesso forse c'è un rischio del 70 o del 75%. Quindi la paura non può far parte di chi fa questo lavoro, perché se no, guarda, anche i farmacisti sono molto esposti, eppure non stanno in reparti Covid. Io so di persone positive che non hanno la minima idea di come possano avere avuto contatto o di quale possa essere stata la causa o il vettore di questa infezione. Ribadisco, la paura non può far parte del nostro lavoro. Però dico, in famiglia sono un po' preoccupati, penso alla Beh, moglie, al tuo figlio. naturalmente, è ovvio. Io affettuosamente ricordo due cose che mi sono state dette in famiglia e anche da alcuni amici. Due cose che proprio mi fanno venire un nodo in gola. Siamo orgogliosi di ciò che fai, ma riguardati. E questa è un'affermazione quasi materna, ma che guarda, riguardati, me l'hanno detto anche persone a me non eccessivamente vicine. Certo che sono preoccupati. E infatti io proprio ieri parlando con qualcuno al telefono della mia famiglia, ho detto, prima di rientrare io devo attendere il tampone, perché se il tampone è positivo, il viaggio da Aosta verso Roma e poi eventualmente verso l'altra sede dell'Alto Adige, e non è che sarà un viaggio semplice. Potrebbe anche non essere un viaggio e potrei rimanere qui ad Aosta. Credo, speriamo di no, ma comunque sia, io poi ho detto chiaramente, se mai il tampone anche fosse debolmente positivo, perché ci sono i tamponi dove c'è scritto rilevato, non rilevato, dubbio. Se il tampone è dubbio, noi abbiamo ordini categorici. Il dubbio è ambiguo e l'ambiguità si deve combattere in questo caso, perché l'ambiguità potrebbe essere una positività anche a distanza di 24 ore o forse di una settimana, quindi bisogna fare molta attenzione. Scusa la mia banalità, ma non poteva restare a Vipiteno? Anche lì, dico, c'è il Covid, no? E Perché dico recarsi in un perché allora posto la realtà, sì, fuori? sì, certo, Questo dico. io sono, una volta c'era una persona a me molto vicina, proprio di Agrigento, che diceva che Leopoldo era un vagabondo. E io, non avendo la roulotte, non avendo le valigie con il formaggio, eccetera, non sono mai partito alla ricerca di fortuna così per vagabondare, ma sono partito per imparare a fare il chirurgo e per imparare a fare il medico e soprattutto il chirurgo in un certo modo. Quindi il mio vagabondaggio professionale personalmente lo ritengo un titolo, gli altri probabilmente no. Eh, a Vipiteno, così come in alcune realtà di altri ospedali, non c'era questa estrema necessità. E sai, banalmente ti dico, è come se in un ristorante ci fossero 30 coperti e 30 persone che mangiano. In un altro ce ne sono 30 e mangiano solo due. Quindi se nel ristorante con 30 coperti che è stracolmo arrivano altri clienti, il ristorante dirà, senta, non ce la facciamo più a darvi da mangiare. Ecco, io preferisco essere nel ristorante con 30 coperti, con 30 clienti, dove ne arrivano altri 10 e magari un cameriere come me può essere utile. Insomma, un cameriere, insomma, Ah sì, vabbè. due pizze posso portarle, insomma. Ascolta, il mio pensiero in questo momento va ai tanti colleghi che hanno perso la vita in trincea. Abbiamo visto che, tra l'altro, l'opinione pubblica li ha molto apprezzati, sono state tante le manifestazioni Sostegno, sì, sì. in loro merito, insomma. E quindi questo è un motivo in più affinché io mi preoccupo della sua presenza lì ad Aosta. Ma guarda, io vi sono e ti sono molto grato. Questa cosa mi ha toccato molto, non ti nascondo che qualche volta ho avuto anche in qualche momento un po' così di emozione, eccetera. Parliamoci chiaro, sì, un rischio c'è. Io ritengo di poter dire che tranne rari casi, però coloro i quali sono mancati, si sono ritrovati in regioni molto pericolose che lo sono sempre state
dove c'è stata veramente una esuberanza di questo virus quasi incontrastato e ingestibile. E di contro aggiungo, io ho saputo di un chirurgo che è morto, il 120° medico che è morto, mi pare Sì, qualche giorno sì, fa. È un chirurgo di 72 anni. A 72 anni anche lui probabilmente aveva lo stesso amore di cui ho parlato poc'anzi verso questo lavoro. A 72 anni era ancora in sala operatoria, operava, curava e vedeva la gente, la visitava e la seguiva. Probabilmente a 72 anni però la sua salute non era quella di un giovane medico. Ora, io non ritengo di essere giovane, non ritengo di essere neanche vecchio a 72 anni, insomma, c'è ancora un po' di tempo per arrivare a quell'età. La morte deve essere o di una manifestazione veramente acuta, ma proprio di un'insufficienza respiratoria in un soggetto che ha preso la forma più imponente di questa infezione virale, oppure sono pienamente convinto perché vedo i pazienti qui di persone che hanno già un substrato patologico importante. Io ieri ho visto una signora che mi ha toccato il cuore, una signora con un tumore dell'intestino molto importante, con delle metastasi molto importanti, anche dolorosi, una signora che non ha più voglia di vivere, ma che guarda caso tra tutto questo venerdì santo, questa Via Crucis, ha preso anche l'infezione da Covid-19 e ti guardava come a dire ma ci mancava pure questa. E non ha voglia di parlare, non aveva voglia di dialogare. Però io mi porgo in un certo modo, cerco di essere per quanto possibile, non dico divertente, ma disponibile, altruista. Naturalmente questo non ci riesce sempre. E quando ho detto, allora signora, ma mi dica qualcosa, e mi ha salutato così. Ma magari potrebbe essere anche l'ultimo saluto, perché se domani ritornando sul turno non la trovo più, non sarebbe così strano. Quindi le morti anche dei medici sono quelle, o in casi estremissimi, in regioni veramente dove il virus è stato veramente uno sterminatore, oppure con patologie preesistenti. E praticamente il coronavirus ha un po' spiazzato tutti, c'è stata una forte richiesta di medici sotto questo punto di vista. Mi ha colpito anche un medico di una certa età in pensione che lo hanno intervistato e che ha lasciato, diciamo, la sua casa, il suo salotto perché ha voluto dare anche lui il suo contributo. Ecco, di questi casi ce ne sono stati tanti, ma ce ne sono stati tanti anche di tanti giovani che hanno, in particolare anche molti del sud, anche della Sicilia, della Calabria, che si sono voluti mettere in gioco e rischiare e andare, diciamo, in vari posti, tra cui anche la Lombardia, che insomma è un posto particolarmente a rischio. Ecco, se la chiamavano per andare in Lombardia, ad esempio, come... Ma io dovevo accettare necessariamente perché noi non abbiamo mai saputo la sede della nostra destinazione se non il giorno stesso in cui siamo arrivati a Roma, ci hanno fatto il tampone a Roma e la protezione civile che si è occupata di questo. Siamo stati ospiti a Roma in un albergo accanto alla stazione Termini, vicino via Cavour, e da lì non potevamo muoverci, ma neanche coloro i quali erano residenti a Roma, perché proprio eravamo come in una forma di reclutamento militare, di comando. Sì. Anche perché se una persona passa la sera in hotel e poi se ne va in giro, finisce anche la prevenzione, cioè potevi essere negativo al tampone che ti hanno fatto alle 3 del pomeriggio, poi te ne vai in giro a Trastevere o non so dove e potresti avere incontri che possono essere sotto questo aspetto dannosi, nocivi e possono condizionare il prosieguo della missione. Quindi ti dico, siamo arrivati lì e abbiamo preso contatto con la realtà e dopo il tampone ci hanno detto dove eravamo assegnati. Poi ci hanno dato una possibilità, quella di poter eventualmente cambiare sede con un altro collega qualora entrambi i colleghi fossero d'accordo. Un cambio alla pari, si dice in gergo. Sì, sì, Ecco. sì, sì. Quindi, ma
Ma guarda, ma forse sarà stato uno o due, ma non per motivi di paura. Ti dirò di più, e ti dirò di più, caro direttore, che c'è stata una giovanissima collega che ha detto: guardate, mi avete inviato in quella regione, io vorrei andare in Lombardia perché so che lì hanno veramente bisogno e io mi voglio sentire utile. Quindi ti posso assicurare che non c'è stato né pigrizia né una volontà di sottrarsi al dovere, anzi c'è stato uno spirito di grande collaborazione e di grande sacrificio, come a dire: se mi fate partire, fatemi partire affinché io sia utile. E c'è stato qualcuno che ha cambiato Sì, sì, destinazione? Oppure... penso uno o due, ma per questioni logistiche, non per motivi di altra natura. Io ero convinto che la Val d'Aosta non esistesse, invece sono state aggiunte tre regioni: la Val d'Aosta, la regione delle Marche e la regione della Liguria, che avevano chiesto in modo specifico già da alcune settimane un supporto medico, perché tutti pensavano soltanto Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. E invece no, si sono aggiunte queste regioni: Marche, ripeto, Liguria e Val d'Aosta, e quelli che sono stati inviati in queste regioni hanno detto: ma serve un medico lì? Beh, noi qui in Val d'Aosta, all'ospedale di Aosta, che è una cittadina graziosissima, ma molto piccola, siamo sei. Siamo cinque in ospedale ed un medico che ha un profilo, un curriculum un po' come accennavi tu, un medico in pensione, è un medico di medicina generale in pensione che ha voluto prestare la propria professionalità a questa missione, e lui è stato assegnato ad una RSA, quindi una forma di cassa di riposo dove ci sono molti nonnetti, dove ci sono molte persone anziane. E beh, ti dirò che anche lì un po' di rischio naturalmente c'è. Non è l'ospedale con i casi acutissimi, eccetera, ma anche lì un po' di rischio c'è. Ma veramente stiamo vedendo che l'RSA in tutta Italia addirittura hanno aperto un'inchiesta, Certo, sono diventati focolai proprio sì. del Covid, cioè dei posti molto ad altissimo rischio. Quindi, insomma, Ma io penso che eh, gli anziani sono sempre una categoria di, se vogliamo, tra virgolette, pazienti estremamente a rischio, perché sono spesso immunodepressi, che sono polipatologici, perché hanno tante terapie, e quindi un virus, anche il più banale, ricordiamoci sempre, questo io non voglio sdrammatizzare sul Covid, ma ricordiamoci che anche la semplice sindrome influenzale annuale di morti ne faceva, naturalmente non come questi. Questo per dire, cioè un signore di 85-86 anni che prende una bronchite a 86 anni e che magari è già cardiopatico, che magari fa l'insulina, che magari ha una terapia anticoagulante, cioè tutta una serie di cose che possono contribuire a creare un'anamnesi, come si dice in gergo medico, cioè significa una storia clinica, che lo espone molto di più. E quindi è normale che questo virus, che è particolarmente agguerrito, beh, è ovvio che invece che farne tre di morti ne ha fatti 8, ne ha fatti 10. ecco, però dico, come mai non si ci è pensato preventivamente a fare degli accertamenti, dei tamponi in queste Ma tu case, in via queste l'RSA, RSA? Dico, io ho visto che qui, per l'RSA, esempio, a Palermo, a Villabate, hanno chiuso proprio dei paesi dove c'erano diverse case per anziani e che sono esplosi praticamente. Forse c'è stato un po' di disattenzione, ecco, non ma si pensava. le RSA, verosimilmente, da quello che possa essere il mio ricordo e la mia competenza, non sono l'equivalente di una struttura ospedaliera, perché sono autonome, spesso sono private convenzionate, non sono gestite direttamente dalla ASL. E io penso che lì sia una questione di menti che dirigono e di risorse, perché oggi, se tutti i dipendenti ospedalieri dovessero fare a tappeto il tampone, penso che il paese, che già non naviga in buone acque economiche, sarebbe ancora più alla deriva, perché il tampone ha un costo perché ha tutta una serie. Io
lo dico e non lo dico, la prima volta mi hanno fatto il tampone in un modo, la seconda volta me l'hanno fatto in un altro. Non significa che non siano attendibili, ma significa che mentre prima si è cominciato in un certo modo, poi si ridimensiona perché, come diceva la mia cara nonna saggia sicula che cito sempre, il dio denaro, è così. Quindi una casa di riposo dove ci sono persone molto fragili, se a proprie spese ancora di più doveva far fare tamponi, forse era un po' più difficile da gestire economicamente. Certo. Oppure, se vogliamo essere ottimisti, in soggetti anziani, in buono stato, in buona salute, come del resto i dipendenti ospedalieri, a molti dipendenti ospedalieri in buone condizioni, il tampone non l'hanno mai fatto, eppure potrebbero essere positivi. Perché spesso si ripetono 2 volte i tamponi? Ma è perché ci vuole la doppia negatività per avere la sicurezza che la negatività sia certa. Io ho visto dei colleghi anche che hanno avuto il primo tampone positivo, che hanno avuto il secondo tampone negativo, il terzo negativo, allora va bene, ma ho visto dei colleghi che hanno avuto un'altalena di risultati, positivo, negativo, dubbio, e come dicevamo poc'anzi, il dubbio non può esistere in questa cosa, non deve esistere, perché dubbio significa che se io ritorno al lavoro e comincio a frequentare non protetto dai presidi che sono stati già concordati, non protetto faccio un'opera sociale come può essere quella di un medico o di un'infermiera, rischio di poter essere vettore di infezione per molti. Quindi la doppia negatività è basilare. Io di tamponi ne ho fatti 3 fino ad ora, figurati. Ne ho fatti 2 nel mio ospedale di appartenenza, perché avendo fatto anche le urgenze ero a rischio, e uno qui, grazie alla Protezione Civile a Roma, e tutti sono negativi. E non ti nascondo, direttore carissimo, che i nostri tamponi storici non sono quelli passati, saranno il futuro. Ora si sta andando verso i test i test serologici, mi sembra che si chiamano Per così, giusto? l'immunità, sì, sì. Ecco, dell'immunità. Io ho visto anche la regione l'altro ieri ha fatto una circolare e li sta rendendo obbligatori a quelle fasce di persone particolarmente a rischio. Penso ai poliziotti, penso a molti colleghi medici, infermieri. Insomma, come la vede questa dei Ma test io, serologici? io- io non... Addirittura si vogliono fare a tappeto per sì, cercare di vedere se uno è predisposto o meno, se uno ha le coperture immunologiche. ma guarda, per vedere, per dosare gli anticorpi, per fare i dosaggi immunitari, eccetera, questo bisogna veramente avere uno studio alle spalle e una competenza che io non ho e sulla quale non posso disquisire. È ovvio che si sta cercando in tutti i modi di dare una soluzione proprio terapeutica e quindi cercare di capire anche se una vaccinazione futura potrà esserci e potrà essere realizzata e anche capire se magari c'è un altro metodo per sapere se questo virus gira ancora in circolo, se c'è ancora o non c'è. Sull'attendibilità dell'immunologia di questo e quell'altro, con grande sincerità e con grande modestia, non mi sento di disquisire, farei parlare qualcuno più competente. Questa è una cosa alla quale molto si spera e alla quale ci si aggrappa. Se dovesse andare in porto sarà sicuramente una buona notizia. Una breve pausa. Come svolge lei il suo lavoro lì ad Aosta, all'ospedale Parini, se non, Sì. se- Allora, se noi non vado. abbiamo... Cioè, scusi un attimo, sì, è un ospedale misto oppure è un ospedale solo no, no. dedicato a centro Covid? Allora, è un ospedale che nasce come un ospedale regionale anche Sì. di ottima reputazione. Naturalmente in questo momento non esistono più i reparti, non esistono nella maniera più totale, perché non si può assicurare l'attività di norma ospedaliera, almeno
qui non si può, così come non si poteva in Alto Adige, penso non si possa neanche ad Agrigento, perché il reparto in questo momento di cardiologia sicuramente in qualunque parte del mondo ricovererà le persone che hanno un'ischemia cardiaca, un infarto, così come neurologia probabilmente ci sarà un ictus, ma questi reparti, almeno nelle zone che io conosco, sono stati assemblati, sono stati riuniti in un unico reparto. Gli altri sono tutti Covid. Qui ad Aosta è un ospedale Covid dove c'è solo una struttura di medicina interna che accoglie tutti e una struttura di chirurgia che accoglie tutti, ma tutti i casi urgenti. Pare che ieri abbiano operato un paziente, i chirurghi dell'ospedale di Aosta. E per il momento in chirurgia non c'è necessità perché sono già abbastanza e non essendoci un'attività programmata, non essendoci più gli ambulatori, facendo solo le urgenze, beh, si è più che sufficienti. Quindi in questo momento ci sono solo reparti Covid e le urgenze del campo medico e del campo chirurgico. Il nostro lavoro specifico è un lavoro che va dalle 8 del mattino alle 16, dalle 16 alle 24 e poi dalle 24 alle 8. E qua anche dei giorni liberi, non lo No, no, so. oggi è casualmente un giorno libero per me, perché ho fatto 2 turni dalle 16 alle 24 e finire a mezzanotte è un po' pesante, perché domani poi riprenderò con un turno 8-16 e poi dovrò fare la notte. Bisogna tener conto anche di un'altra cosa, che il turno, quando si arriva e quando si va via, c'è tutto un vestiario, c'è tutto, sembriamo quasi, voglio drammatizzare, quasi degli attori nel camerino, perché io per esempio, tutti noi, se abbiamo fatto la visita nel reparto Covid, cosa che accade quasi sempre, dobbiamo poi fare la doccia quando ce ne andiamo, dobbiamo cambiare gli indumenti, dobbiamo buttare via tutto, insomma, e quindi è una cosa un po' più lunga del solito, cioè chi finisce di lavorare a mezzanotte e un quarto non è a casa, anche se abita vicino. Quindi lei poi ritorna a casa, dico, non sta in ospedale. No, 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 io ritorno nell'hotel che ci sta Sì, ospitando, quella alle mie spalle è la scenografia della stanza dove io sono. Sì, io ritorno in hotel, così come dopo la notte, così come dopo il giorno. Sono libero anche di andare a comprare qualcosa, ma non sto molto in giro. Oggi mi ha fermato la polizia proprio perché stavo ritirando i turni in ospedale, mi ha fermato la polizia, mi ha detto scusi lei, allora io ho esibito il tesserino, ho detto guardi sono un medico allora dottore, beh diciamo che c'è una forma di grande rispetto e di grande riconoscenza e questo veramente ci emoziona. com'è la situazione lì ad Aosta, in Valle d'Aosta? Leggevo che sono circa 700 le persone Sì, che sono state contagiate, leggevo che ci sono circa 80 morti, così, sì. giusto per avere un No, no, dato. no, c'è stato un momento molto, molto critico che noi abbiamo vissuto molto poco. Forse al nostro arrivo il primo e il secondo giorno, ma neanche tanto. C'è stato un momento molto critico perché sembrerebbe che in Val d'Aosta, essendo una regione molto turistica, i valdostani, e non solo i valdostani, ma anche qualcun altro di altre regioni che non cito, si siano avvicinati alla Val d'Aosta anche invogliati dalle promozioni commerciali e Per che, sciare, per sciare. beh sì, Sì. e che abbiano portato ciò che eventualmente non sarebbe arrivato se ci fosse stata una barriera maggiore. Quindi diciamo che la situazione è stata un po' critica, la rianimazione è riuscita ad essere satura e i reparti Covid ipersaturi. Adesso sta pian pianino, secondo me, calando questa realtà, ma bisogna fare attenzione perché vengono fuori dei pazienti apparentemente in buono stato o con dei sintomi subacuti, latenti, quasi silenziosi, a cui si fa il tampone e sono positivi.
E quindi l'ultimo ricovero l'abbiamo avuto ieri di un signore che ha avuto una febbre, ma la febbre, cioè figurati, il problema è che oggi la febbre, non vorrei che da domani in poi questa benedetta febbre diventi diabolica per l'essere umano e che ci vorranno gli psichiatri per gestirla e non più gli internisti. Perché la febbre è un sintomo che... Ma chi non ha avuto mai la febbre in vita sua? Forse su 10 persone, magari due. E quindi questo signore ha avuto una febbre a 38,2, 38,5, due o tre colpi di tosse, però non stava bene, si sentiva un po' fiacco, è andato in pronto soccorso perché non si sentiva bene, perché la febbre fa impensierire, ovviamente. Forse Certo, in un altro momento non sarebbe andato. Però certo. proprio questa persona ha fatto bene, perché è transitato e si è scoperto che era positivo al tampone. Ma una Ecco, persona poi ci, anziana. poi ci sono gli asintomatici, no? Che la parte... Gli asintomatici? Sì, 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 sì. sì. Ah, beh sì, gli asintomatici sono quelli che più fanno paura, perché io in Alto Adige mi ha colpito moltissimo una persona che lavorava nel nostro reparto, una operatore sociosanitaria, in ottimo stato, in buona salute, una signora anche molto gradevole, molto curata, che stava benissimo. E avendo fatto i tamponi a noi quasi a tappeto, è risultata positiva. E mi dice, ma io sto bene. Sì, però stai a casa perché lì subentra un fattore emotivo molto, molto Sì. molto importante. Dottore, allora ci avviamo verso la fine della nostra intervista. Io starei qui a intervistarla per ore e ore Ah, perché ma parlare con lei è sono sempre un piacere, io non perché sono lei un è è grande una dottore. fonte di arricchimento intellettuale. Ecco, ascoltare lei sotto Grazie, questo punto grazie, di vista fa grazie. piacere. Ecco, vorrei parlare dei vaccini. Ora, ci sono state tante ipotesi, si sta lavorando su tanti farmaci, tante sperimentazioni, anche un'azienda di Roma. Oggi ho letto un altro, insomma, ci sono varie possibilità di cui, ecco, cosa dire Ma sui allora vaccini? io penso che uno per avere un, ripeto, io faccio la solita premessa, non sono immunologo, non sono infettivologo, non sono allergologo e quindi la mia opinione è l'opinione di un medico in questo caso di base. Per i vaccini io credo che bisogna conoscere bene nome, cognome, indirizzo e numero telefonico del virus. Si parla anche che i vaccini possano essere una trovata economica, commerciale delle case farmaceutiche, questo e quell'altro. Potrebbero essere una soluzione, già anch'io ho letto sul giornale, a settembre gli over 60 nella regione Lazio dovranno essere vaccinati. Vaccinati per cosa? Per l'influenza o perché si è riuscito a trovare quel nome, cognome, indirizzo e numero telefonico? Ecco, questo non lo sappiamo ancora, almeno io non lo so. Se poi c'è un immunologo che l'ha scoperto 10 minuti fa, allora ce lo comunicherà. E poi non dimentichiamoci comunque che è stato, questa è una cosa che ci tengo a dire, prima me l'hanno confermata più persone. Oggi la polmonite, che è stata colei la quale si diceva uccideva, non è, sembrerebbe, la vera causa della morte, ma la vera causa della morte sono i fenomeni tromboembolici. Ciò significa i vasi arterovenosi, arterie o vene, che vengono ostruite, che vengono tappate come un rubinetto otturato, ma anche nel microcircolo, ciò significa nelle piccolissime strutture vascolari. Stiamo parlando del polmone. Quindi una microembolia o una macroembolia polmonare, al Certo. di là della polmonite, cioè questa è stata, sembrerebbe, la causa della morte. E infatti molti anestesisti non si rendevano conto come mai intubavano le persone, quindi con una ventilazione che è sicuramente invasiva, traumatica, ma li intubavano, cercavano di farli respirare, ma questi non rispondevano al respiro. Perché? Perché verosimilmente si pare che siano morti di embolia. Quindi non è una questione respiratoria dove uno gli dà un po' d'aria e almeno respira. Quindi il vaccino sì, certo, perché se si impedisce al virus di esistere o di attecchire, ovviamente questo può essere utile. Però ecco, facciamocelo dire da chi di competenza e speriamo, direttore caro, che dietro questo non si scatenino interessi, economie,
e i soliti discorsi che purtroppo fanno della sanità, la fanno dipendente anche saldo denaro. Dottore Ragusa, ecco, come gestire ora la fase 2? Si parla tanto della fase 2, le attività, tutti vogliono ritornare in attività subito, invece ancora sento il parere di molti esperti, bisogna andare cauti perché la fase della diminuzione dei casi è lenta, però potrebbe esserci un ritorno, insomma, per cui c'è questa fretta di ritornare al lavoro. Capisco che le problematiche sono tante da un punto di vista economico, però ecco, il suo consiglio da dare anche alla gente, a chi ci ascolta. Ma guarda, direttore, io se il paziente che è arrivato ieri, che fondamentalmente stava bene, che aveva la febbricola o la febbre, un colpo di tosse, se gli avessero fatto il tampone e se lo facessero altri 100 e tutti sono negativi, uno potrebbe anche essere incoraggiato. Ma quando si vede ancora oggi, tra l'altro in un piccolo centro, stiamo parlando di Aosta, non stiamo parlando né di Milano, né di Bologna, né di Roma, né di Catania, né di Catanzaro, cioè stiamo parlando di una cittadina medio-piccola. Bene, se questo paziente asintomatico o poco sintomatico arriva e ha un tampone positivo e magari gironzolava per i supermercati e l'indomani ha avuto la febbre, io penso che è un po' prematuro per dire scordiamo il passato, siamo a Napoli, paesa, e tarallucci e vino è finito tutto. Bisogna fare un po' attenzione perché veramente riprendere ciò che è passato potrebbe essere repentino, potrebbe essere quasi immediato. Io non penso che si debba arrivare a settembre, per quello che posso pensare, ripeto, non da specialista immunologo, infettivologo, però che il 3 maggio si possa riprendere tutto, mi pare un po' eccessivo, ma magari alla base di questa intervista ci deve essere una cosa chiara. Io posso anche essermi sbagliato nella mia valutazione di qualcosa, Sì. ma per quello che vedo, cioè se questo signore arriva con 38,2 di febbre, sta benissimo, in un altro momento non l'avrebbe considerato nessuno. Quindi Oggi diamo sempre i consigli di andare sempre con la massima cautela, prudenti, no? certamente. Mascherina, guanti, Ah, sì, distanza di sì. sicurezza. Sicuramente, 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 soprattutto se ci sono eh, grandi agglomerati di persone nei supermercati. Io, beh, qui è abbastanza tranquillo, però in qualche posto ho visto delle immagini dove comincia a esserci un po' troppo movimento. Però poi fanno le foto, alcuni dicono dobbiamo stare tutti a casa, però la fila ai supermercati è di 150 persone, anche se sono a 1 metro di distanza, ma sono sempre 150. Cioè, io in questo momento, cioè oggi, 17 aprile, sarei un po' prudente ancora. E il 17 maggio probabilmente potrebbe essere diverso. Un'ultimissima domanda. Ecco, la stagione estiva può aiutare in qualche modo a far diminuire il virus? Ma Il forse sì, caldo, il mare, forse insomma. sì, perché il calore magari potrebbe essere nocivo al virus, forse. Io però temo perché la stagione estiva è una stagione che spinge all'esterno, a star fuori, anche se fa caldo, però la gente va fuori. E poi la stagione estiva è il mare o anche la montagna, ma la montagna a contatto. Il problema della stagione estiva sono le vacanze, ma questo virus non penso che sol perché arriva a una temperatura di 30 o 35 gradi possa scomparire del tutto. Secondo me questo lo si capirà, credo, verso giugno magari, non so, verso fine maggio, inizi giugno, bisogna vedere un po' come si mettono le cose. Però l'estate, il problema dell'estate è che noi adesso a casa siamo stati con piacere, perché a gennaio, a febbraio, a marzo, ancora, può andare bene. Ma quando comincerà il caldo, già la gente è intollerante adesso perché diventa un problema veramente di interiorità psicologico. Veramente ci vorranno proprio psicologi e psichiatri poi per gestire questo.
ma con l'estate dire stai a casa, non so, ma neanche in mutande, cioè non esiste veramente. Potrebbe essere molto molto difficile. Dottore Ragusa, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, per i consigli che ci ha dato, ci ha fatto tanto piacere e le facciamo tanti auguri per la sua permanenza in questo centro Covid, sperando di vederci in Presto. estate, come al solito, in Piazzale Asser a mangiarci la pizza magari da caico, no? Come no, magari. Io sono ben contento di questo invito perché ho una nostalgia di Agrigento e degli agrigentini che in quell'anno che sono stato giù con voi veramente mi avete dimostrato sul serio quanto mi volete bene e ve ne sono e ve ne sarò sempre molto molto grato. E sono io che ringrazio voi anche perché, direttore, ho ricevuto un'intervista come se fossi un autorevole rappresentante della medicina, cosa che non sono perché sono uno dei tanti medici ospedalieri d'Italia. Quindi nulla di tutto questo. Grazie, una buona serata e un buon lavoro. Grazie, a presto, grazie, arrivederci.